Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Rolex e mazzette per gli appalti, arrestato per corruzione Maurizio Croce, ex assessore regionale e commissario per il dissesto idrogeologico. Continuano le ricerche di Mohamed, il bambino di 10 anni scomparso da 2 giorni a Santa Maria di Licodia nel Catanese, inquirenti fiduciosi sul suo ritrovamento. Giovane immigrato sventa furto in auto a Catania, la polizia, la legalità non ha nazionalità. Caro voli, sconti del 25% ai siciliani per tutti gli aeroporti d'Italia. Il governo Schifani ha esteso la misura sinora prevista solo per Roma e Milano. Filippo Mosca scrive alla madre: dalla sua cella in Romania è la prova più dura della mia vita. Imprenditori a servizio delle cosche, dalla relazione della Commissione regionale antimafia, lo stretto intreccio tra mafia ed economia. Il giorno del Pi greco a Siracusa, centinaia di studenti ricordano Archimede, in piazza le invenzioni e le scoperte del grande scienziato dell'antichità. Calcio, vigilia di campionato per il Catania che domani al Massimino incontra il Cerignola. Zeoli, giocheranno i migliori. Arrestato a Messina il commissario straordinario del governo per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, una storia di mazzette e corruzione. Francesco Triolo. Una bufera politica ed istituzionale, quella provocata dall'arresto, adesso ai domiciliari, di Maurizio Croce, commissario straordinario del governo regionale per il dissesto idrogeologico. Le accuse sono pesanti. Croce è indagato insieme al suo uomo di fiducia, Francesco Carmelo Vazzana, anche lui ai domiciliari, e l'imprenditore sospeso Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto, per una serie di fatti corruttivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione ambientale del torrente Bisconte a Messina. Rolex, lavori edili gratis e mazzette, oltre a finanziamenti illeciti in campagna elettorale. Ecco quanto avrebbero appurato i finanzieri messinesi su disposizione della direzione distrettuale antimafia. Un'indagine partita da un controllo disposto dal prefetto di Messina sull'azienda a cui erano stati affidati i lavori. Croce è stato candidato a sindaco a Messina nel 2022 con il centrodestra e consigliere comunale sempre a Messina. Recentemente il presidente della regione Schifani lo aveva designato come suo rappresentante nel comitato di gestione dell'autorità portuale dello Stretto, preludio di una vociferata nomina presidente. Lo stesso Schifani oggi ha commentato così la notizia del suo arresto. Mi incontrerò a breve con il capo dell'ufficio legale per ovviamente adottare i provvedimenti opportuni che sono necessari in questi momenti. Naturalmente adotteremo i provvedimenti provvisori per garantire a questa struttura la continuità dei propri impegni, perché svolge una funzione strategica per la tutela e l'incolumità sociale e del territorio. Su Croce pende anche un procedimento per la sua decadenza da consigliere comunale di Messina. Sono ore di apprensione per Mohamed, il bambino tunisino di 10 anni scomparso 2 giorni fa a Licodia Eubea nel Catanese, il servizio di Tonino De Mana. Finestre serrate, bocche cucite, ma cauto ottimismo sulle sorti di Mohamed Hussein Khalifa, il bambino tunisino di 10 anni scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da un'abitazione di via Vittorio Emanuele 124 a Santa Maria di Licodia. Le ricerche dei carabinieri di Paternò sono andate avanti per tutta la notte. Sembra che il bimbo, perfettamente integrato in paese, si sia allontanato spontaneamente dall'abitazione messa a disposizione alla famiglia dalla comunità Irite nell'ambito di un progetto di inclusione. Del caso ieri sera si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Le forze dell'ordine hanno diffuso una foto. Mohamed è alto 1,45, pesa 50 kg e l'ultima volta è stato visto con un pigiama di colore scuro. Squilla in continuazione il cellulare del sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, in stretto contatto con le forze dell'ordine. Io mi auguro che sia stata una bambinata e che il bambino possa essere trovato il prima possibile e che comunque che stia bene, perché la cosa più importante è questa. Stiamo parlando di un bambino di 10 anni, quindi che ha trascorso una nottata fuori. Quindi io mi auguro che il bambino stia bene. Sono fiducioso perché comunque mi sono sentito con l'arma dei carabinieri e quindi stanno seguendo una pista e loro sono molto fiduciosi, quindi io confido nel lavoro dei carabinieri, confido nel lavoro delle forze dell'ordine, quindi mi auguro che il tutto si possa risolvere soltanto con questa grande paura che abbiamo avuto tutta la comunità licodiese. Non si parla d'altro in paese che adesso attende solo il lieto epilogo della vicenda.
Dal viaggio in barcone fino alla Sicilia, a Catania, alla soddisfazione di essere diventato un paladino della legalità. Vi presentiamo Lucky, un giovane nigeriano che ha sventato un furto in un'auto. Sentiamo Roberta Lunghi. Quella di Lucky, 24 anni, nigeriano, giunto su un barcone in Italia nel 2018, è la storia di un giovane uomo che, a dispetto dell'indifferenza imperante, non si è girato dall'altra parte. Mentre correva all'ufficio passaporti della questura di Catania, ha notato un'auto parcheggiata sul viale Africa con un deflettore spaccato e dentro qualcuno che frugava sotto i sedili. Per lui un fatto inequivocabile. Che ha detto: questa è tua macchina, lui ha detto: no, vai via. Io già sapevo, visto il vetro spaccato, io già sapevo questo sta rubando qualcosa dentro. Io ho tenuto lui voleva scappare, io ho tenuto i vestiti. Il tempo sta passando 2 polizia, lui ha detto: questo sta rubando il bossolino. Gli agenti sono arrivati subito, bloccando la colluttazione tra Lucky e il ladro, con un finale ovvio: le manette al giovane tunisino, che si è scoperto essere vittima del crack e con una vita fatta di espedienti e piccoli furti. Ha dimostrato che chiunque può farsi e scoprirsi difensore della legalità, a prescindere che indossi una divisa, a prescindere dal colore della pelle e dal colore della bandiera. Lucky è felice per aver evitato un ulteriore danno al proprietario dell'auto e per l'opportunità che gli diamo di lanciare un appello al tunisino fermato e a chi delinque. Che tu devi cercare lavoro, perché non è difficile. Io ho fatto tanti lavori, io ho fatto lavapiatti, ho fatto campagna, togliere il pepericino. Per favore, stiamo vicini, senza rubare più, perché se noi vicini siamo fortissimi a fare vita andare bellissimo. Per questo ragazzo con la legalità nel cuore, ex aiuto cuoco, un titolo di scuola media preso a Catania, l'orgoglio di sostenere gli studi delle sorelle in Nigeria e un lavoro in una ditta di disinfestazione, il presente a Catania è bellissimo. Resti a Catania, vuoi rimanere? Certo, io prima io andato a Milano, ma è tornato a Catania, non c'è niente più Catania. Catania è bellissimo, posso vivere facilissimo, bellissimo a Catania. Ciao a tutti. Caro voli, dal 15 marzo sconti ai siciliani per tutti gli aeroporti d'Italia. Le tariffe saranno ridotte del 25%. Marco Gullà. Una nuova iniziativa per contrastare il caro voli che attanaglia la Sicilia da anni. Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25%. Alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25% caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Renato Schifani nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure messe a punto dal governo regionale per contrastare appunto il caro voli. I nuovi sconti entreranno in funzione a metà marzo, quindi sin da subito. Si parte subito, tra qualche minuto sarà pubblicato il decreto presso il sito dell'assessorato regionale ai trasporti, è un decreto assessoriale. Tutti coloro che partiranno dal 15 marzo in poi potranno ottenere lo sconto, anche se il biglietto è stato acquistato qualche giorno prima. Schifani ha sottolineato: in 15 mesi abbiamo fatto un autentico miracolo siciliano per combattere appunto il caro voli. Siamo in un'economia di libero mercato e ogni compagnia applica le proprie tariffe. Aumentare la concorrenza, aumentare il numero di vettori che possano servire alla Sicilia. Su questo noi stiamo lavorando, abbiamo ottenuto che venisse un terzo vettore del quale ho parlato, l'Aeroitalia, che ha rotto quel cartello. Ci auguriamo e lavoreremo con l'assessore per incentivare altri vettori a raggiungere la nostra terra. Ho chiesto al ministro Lollobrigida lo stato di emergenza nazionale per la siccità. Lo dichiara l'assessore all'agricoltura regionale San Martino, che ieri ha incontrato il rappresentante del governo. La situazione senza precedenti che vive la nostra regione necessita di interventi straordinari per la salvaguardia del sistema agricolo, ha ribadito il presidente Schifani. Veniamo al caso di Filippo Mosca. Il ragazzo scrive alla madre Ornella una lettera a sfogo in attesa del processo di secondo grado. Questa, scrive, è la prova più dura della mia vita. Luca Ciliberti. Ti scrivo questa lettera mentre aspetto di andare a processo. Tu sei il motore che sta portando al cambiamento di un carcere dall'altra parte del mondo, dove l'ingiustizia e gli abusi hanno sempre regnato, dove la speranza non esiste e le persone sono trattate come animali.
Queste sono le parole che Filippo Mosca, il giovane nisseno che da oltre 10 mesi è rinchiuso in un carcere della Romania, scrive alla madre Ornella, che dall'inizio della sua reclusione si batte per avere giustizia per il figlio. Sei riuscita a far piegare un paese ed i cambiamenti che sono riusciti a vedere hanno stupito tutti. Non era mai successo nella storia di questo carcere, sottolinea il ragazzo, che poi si lascia andare anche ad uno sfogo. Questa è la prova più dura che io abbia mai dovuto affrontare ed è stato un brutto colpo accettare di aver perso tutto per questa cazzata. Tutti i nostri bei progetti che finalmente mi sembrava di poter realizzare buttati nel cesso, e la cosa che mi ha fatto più male è quella di avervi lasciato sole. Filippo sta scontando in Romania una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, accuse che il ragazzo e i familiari hanno sempre respinto, dicendo di essere rimasti vittima di circostanze poco chiare. Da pochi giorni è cominciato il processo di secondo grado. Ho avuto momenti di debolezza, chiude la lettera, di disperazione, e forse capiterà ancora, ma ultimamente mi sento più forte, sto cercando di riacquistare il controllo e rientrare nei binari, perché la disperazione non porta a nulla, ci vuole sempre lucidità. Non so se prima o poi lottando riusciremo ad avere insieme giustizia o se sarà solo uno schiaffo della vita da accettare in silenzio. Resta ai domiciliari Paola Pepe, la donna accusata di avere provocato la morte di una prozia che l'aveva nominata erede universale. Il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato il ricorso della difesa. Roberta Lunghi. Paola Pepe, 58 anni, accusata di avere provocato la morte della prozia 80enne Maria Basso per entrare in possesso della sua eredità, resta ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La decisione arriva dal Tribunale del Riesame di Catania, che ha rigettato la richiesta del difensore della donna, Carmelo Peluso, e confermato l'ordinanza di custodia cautelare. La donna era stata arrestata il 22 febbraio con l'accusa di circonvenzione di incapaci e omicidio aggravato. Non convincono dunque le tesi difensive per le quali Maria Basso considerava Paola Pepe una figlia mancata. Secondo la Procura di Catania, l'indagata, alcuni giorni prima del decesso della donna, avrebbe invitato Maria Basso a pranzo fuori con l'80enne che avrebbe mangiato spaghetti e un dolce, nonostante una malattia invalidante l'obbligasse a ingerire solo cibo omogeneizzato. E questo ne avrebbe cagionato la morte per polmonite. Maria Basso, infatti, è morta il 16 dicembre 2022 in una casa di cura di Aci Castello, dove risiedeva da 15 giorni e dove l'aveva portata da Asiago l'indagata, da poco nominata dalla prozia erede universale. Se la signora Basso è morta per l'ingestione di cibo solido, è tornato a sottolineare il legale Carmelo Peluso, bisogna tenere presente che non si può uccidere una persona disfagica facendole mangiare degli spaghetti, perché non li può deglutire. Ha mangiato spaghetti triturati e fatti a poltiglia, così come ha fatto altre decine di volte. E c'è attesa per la decisione del Tribunale di Reggio Calabria sulla richiesta di scarcerazione di Mariam Jamali, la 29enne iraniana arrestata con l'accusa di essere stata la scafista del viaggio della speranza con il quale ha raggiunto le coste calabre. La denuncia da parte dei 4 iracheni che avrebbero tentato di violentarla. Lontana dal figlio, la donna ha tentato 2 volte il suicidio prima del trasferimento al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. L'avvocato che la difende, Giancarlo Liberati, ha chiesto e ottenuto intanto il ritorno al carcere di Reggio Calabria. Nonostante le tante operazioni antimafia, Cosa Nostra mantiene un saldo controllo del territorio. Lo Stato è presente, ma la società civile arretra, tanto che si assiste ad una nuova forma di radicamento, quella delle imprese che contattano il boss ancora prima di essere vittima di estorsione. Maglio Viola. La mafia c'è ed è potente, ma per fortuna c'è anche lo Stato con la sua capacità repressiva, quella che arretra invece la società civile. È quanto emerge dal rapporto della Commissione parlamentare regionale antimafia, che ha svolto un lavoro di analisi della situazione nell'isola. Sono stati sentiti 302 amministratori locali dei 391 comuni siciliani e alla fine ne esce un quadro in bianco e nero dove le tonalità di grigio sono più dei bianchi. A preoccupare sono soprattutto le estorsioni. C'è un aumento del dato estorsivo con una pericolosa, compiacenza, che non è più solo la paura di denunciare, ma in alcuni casi i segnali che arrivano è che ci sono gli estortori che sono a loro volta estorti e viceversa, cioè il sistema dell'estorsione vede anche una
connivenza da parte degli estorti. Arretra intanto il numero di associazioni anti-racket, anche perché la legislazione arretra a sua volta sul fronte delle contribuzioni e si assiste sempre di più a episodi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale e persino di imprese regolari che cercano sostegno da parte dei boss per evitare guai. Abbiamo moltissimi casi di imprenditori che si mettono loro stessi a servizio delle cosche mafiose con la cosiddetta messa a posto. Ci sono casi nei quali sono le imprese a cercare i mafiosi per avere, per mettersi sotto il loro dominio. Infine la gestione dei beni confiscati ha creato criticità che hanno costretto molti comuni dell'isola a fronteggiare diverse emergenze, come il mancato sgombero di immobili o la loro occupazione abusiva attraverso l'intimidazione, le condizioni fantiscenti dei beni assegnati o la scelta di amministratori giudiziari non competenti in un determinato ramo dell'azienda sequestrata, che hanno portato a far emergere l'opportunità per i comuni di costituirsi in consorzi per la gestione degli stessi beni. Dall'intelligenza artificiale ai social, passando per l'emergenza educativa, Don Noto mette in guardia sui rischi del web per i più piccoli. Sentiamo l'intervista di Tonino De Mano. Don Fortunato, lei ha definito l'intelligenza artificiale una nuova avventura, perché? Ma è un'avventura perché, pur generata dall'intelligenza dell'uomo, perché non dobbiamo dimenticare che è questa la sua origine, ci pone ovviamente in una strada totalmente nuova. Primo, per la questione delle grandi opportunità che l'intelligenza artificiale dà nella sua straordinaria capacità della memoria, dell'analizzare i dati che immettiamo noi nelle macchine. Evidentemente questo contribuirà ad una questione legata al lavoro, alla sicurezza, alla questione legata alla sanità, alla salute. Quindi noi troveremo una intelligenza artificiale che è capace di generare aspetti generativi positivi. Dall'altra parte, evidentemente, tutto questo deve essere sicuramente, così come hanno già definito i guru, coloro che stanno già pensando di creare un regolamento, un'etica. C'è stato un blitz a Gela nei giorni scorsi e c'è un'emergenza educativa, che la via dell'illegalità sembra più facile da percorrere. Perché? Ma se c'è un'emergenza educativa è perché non viviamo un'avventura educativa, perché forse probabilmente siamo troppo convinti che i nostri ragazzi non hanno bisogno più dei punti di riferimento, forse siamo più convinti che i nostri ragazzi vivono solo di influencer. Molti giovani pensano che i social siano la fonte di informazione, si può rimediare a questo oppure è troppo tardi? Allora, i social di per sé non sono fonte di informazione, ma sono forme di aggregamento, di aggregazione. Certamente passa anche l'informazione, però bisogna educarsi ad una criticità per leggere le informazioni. Oggi credo che dobbiamo fare delle scuole, mi appello ad esempio al mondo del giornalismo, al mondo dell'informazione. Allarme stamattina in una scuola di Librino a Catania, dove una chiamata al 112 segnalava la presenza di un uomo armato di mazza da baseball con la quale aveva minacciato di aggredire il genitore di un alunno. I poliziotti sono risaliti all'uomo, un pregiudicato catanese che doveva trovarsi agli arresti domiciliari. È stato denunciato per evasione. Ci fermiamo, torniamo subito dopo per celebrare insieme la giornata del Pi Greco, la giornata dedicata ad Archimede. A tra poco. Oggi si ricorda il grande Archimede. Noi siamo andati nella sua città, Siracusa, dove centinaia di studenti hanno affollato il centro storico portando fuori dalle aule di studio le sue invenzioni e le sue scoperte. Francesco Aloi. Ortigia è invasa dagli studenti, centinaia di ragazzi fuori dalle aule per ricordare il grande Archimede. 14 marzo, 3:14, è il Pi Greco Day. Abbiamo visto appunto una reazione di precipitazione nel quale appunto abbiamo ottenuto il pigmento giallo Van Gogh. Il liceo scientifico Einaudi con diversi istituti comprensivi della città nel centro storico per una giornata di festa, tutto all'insegna della scienza. Questo qui è una rappresentazione del modello standard, sarebbe il modello che attualmente spiega meglio tutto sulle particelle.
all'interno ci sono tutte le particelle che noi conosciamo, tra cui il bosone di Higgs, il più particolare, che è stato scoperto al CERN di Ginevra, dove noi siamo andati. Per qualche ora Piazza Duomo diventa il centro del sapere scientifico. Qui ci troviamo qui nella sede di Ortigia al Duomo per festeggiare appunto quello che è il Pi Greco Dei e il grande appunto Archimede tramite degli esperimenti chimici. Ma in giro per i vicoli c'è anche una caccia al tesoro. 14 postazioni e 3 ore e 14 minuti di tempo per risolvere il tutto. Gli enigmi sono in questi QR code. 500 ragazzi che rispondono a determinati stimoli, sono 14 tessere dello stomachino di Archimede, ogni tessera ha un quesito e la squadra che avrà raccolto più tessere vincerà. Siracusa quindi celebra il suo genio, con la speranza di non dimenticarlo mai. Dalla festa del mandorlo in fiore di Agrigento un messaggio di pace con la condivisione tra i vari gruppi del valore della fratellanza. Davide Sardo. Il messaggio di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli che caratterizza e tramanda la festa del mandorlo in fiore ad Agrigento coinvolge anche le nuove generazioni. Infatti questa mattina le scuole hanno incontrato le delegazioni e gruppi folk partecipanti alla manifestazione. In piazza Cavour, nel cuore della città dei templi, gli studenti hanno conosciuto usi, costumi e tradizioni di oltre confine, riconoscendo e condividendo il valore della concordia e dell'amicizia. Rappresenta un periodo di pace e di unione, ma deve essere celebrata anche sempre. Per me la giornata del mandorlo in fiore è un modo per conoscere costumi, tradizioni e musica che vengono da altri paesi del mondo. Rappresenta un'unione tra tutti i popoli, di culture, tradizioni, religione e costumi diversi. Ci siamo divertiti, abbiamo visto vari gruppi cantare, ballare, è stato molto bello. Basta guerra e sempre pace. Sul palco sono esibiti i gruppi protagonisti del Festival Internazionale del Folklore. Domani pomeriggio sarà la volta della suggestiva e significativa fiaccolata dell'amicizia. Tutti i gruppi sfileranno tra piazze e strade. Nelle mani tante fiaccole, auspicio di un nuovo giorno migliore. Mentre è ancora in fase di definizione il prossimo cartellone del Catania Summer Fest, c'è un'importante novità che riguarda la nuova stagione di eventi estivi al Giardino Bellini di Catania. Spettacoli, concerti e appuntamenti verranno infatti realizzati all'interno di una nuova location con 5.000 posti a sedere, una vera e propria arena nel cuore della città. Tra gli artisti in programma il Volo, Gigi D'Alessio, Antonello Venditti, ma anche le icone pop che dominano le classifiche come Annalisa e Mahmood. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare dell'anticipo di domani del Catania. Siamo al calcio, il Catania domani anticipa al Massimino contro il Cerignola in vista dell'andata della finale di Coppa con il Padova. Zeoli ha presentato la sfida in conferenza stampa. Marco Carli. Obiettivo ripartenza, 4 partite senza vittoria in campionato, 2 sconfitte in trasferta, Taranto e Avellino, 2 pareggi casalinghi, Monterosi e Potenza. Il Catania, se vuole evitare sorprese, deve provare a sfruttare l'ennesima chance con il Cerignola in casa, squadra autrice di un buon campionato ma ultimamente in difficoltà. Non vince dal 27 gennaio e appena cambiato l'allenatore, il siciliano Giuseppe Raffaele ha sostituito Ivan Tisci. Le considerazioni sulla partita di Zeoli anche in vista della gara di Coppa Italia di martedì col Padova e della condizione di alcuni giocatori come Sturaro. Metterò la miglior formazione possibile e non guardando altre situazioni. È chiaro che poi con i ragazzi ho un confronto sereno sul loro minutaggio, come è stato domenica con Stefano, dove ho apprezzato, ripeto, la sua disponibilità a fare 45 minuti. L'allenatore del Catania, che nell'interregno fra Tabiani e Lucarelli era in panchina anche all'andata, finì 1-0 per i pugliesi, deve fare come sempre in questa stagione i conti con le assenze, anche se recupera Cicerelli e Cianci. Cicerelli a disposizione e adesso stiamo valutando la situazione di Celli e poi non è cambiato nulla, nel senso gli altri Quaini, Di Carmine, Bois non sono disponibili. Ora la classifica ce l'abbiamo tutti davanti e vincendo
possono cambiare tante cose, no? Catania-Cerignola sarà seguita da Telecolor attraverso diretta stadio, le consuete 3 ore live con collegamenti dal Massimino, interventi da studio e a fine gara le interviste in anteprima. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.